Allora, il Panathlon di Mestre questo mese ha dedicato la conviviale al cavallo, al mondo del cavallo, parlando di discipline e non solo del cavallo in senso stretto. Ci siamo occupati di ipoterapia, ci siamo occupati di turismo a cavallo, andando a scoprire cos'è un'ipovia e come possono essere sviluppate nel nostro territorio, e partner di questa serata è stata VECA. VECA è un'associazione che opera oramai da alcuni anni nel territorio del comune di Venezia, si occupa non solo anche loro di cavallo in senso stretto, sono gli organizzatori di quell'importante evento dedicato al cavallo che oramai è diventato un classico del settembre mestrino al Parco di San Giuliano, e chi ha avuto modo in questi anni di apprezzare il loro lavoro ha visto che non solo di concorso ippico si è trattato, ma anche di monta cosiddetta western all'americana, ed è importante il loro apporto in questa serata, durante la quale abbiamo potuto conoscere e approfondire la tematica dell'ippoterapia. Il regista della serata è stato il presidente di VECA, Enrico De Sordi, al quale chiedo di dire in due parole cos'è VECA e quali sono i progetti per il 2011 e per il futuro. Ringrazio il Presidente Chinellato che mi ha dato questa sera l'opportunità di avvicinare i soci del Panathlon e gli ospiti qui presenti al mondo equestre. Gli obiettivi, le finalità per il 2011 della nostra associazione sono quelli, come accennava prima il Presidente Chinellato, di realizzare nella seconda e terza settimana di settembre il concorso ippico nazionale di equitazione e salto ostacoli, e nello stesso tempo dalla terza settimana di settembre il Venice Country Show. Poi nel cuore abbiamo sempre il nostro obiettivo finale, che sarebbe quello di coronare il recupero della polveriera Manin, per lì ivi realizzare il famoso centro di ipoterapia, il terminal per le ipovie e il maneggio e scuola di equitazione per i ragazzi. Dove vi trovate? Se uno vuol montare, imparare a venire ad andare a cavallo con voi, dove vi trova? Attualmente noi siamo allocati a Casale presso il Cristallo. Lì sostanzialmente abbiamo alcuni cavalli e montiamo, facciamo un po' di scuola di equitazione e siamo sempre in attesa di avere la disponibilità di un'area che ci consenta appunto di sviluppare i nostri progetti. Mi pare che questa sera ci fossero presenti il sindaco, il vice sindaco Simionato, l'assessore Ferrazzi, la provincia era presente con gli assessori Speranzon e Dalla Vecchia, e l'augurio che si fa il Panathlon come servizio non solo allo sport veneziano è che gli amministratori presenti abbiano recepito l'importanza della disciplina del cavallo intesa in senso ampio, e quindi chissà che il lavoro fatto in questi anni da VECA possa migliorare e crescere, e fra qualche anno vedremo veramente i risultati nel nostro territorio. Grazie.